Prima prova ultima eliminatoria del Tommaso Grassi Award Superpustino 2024, Extreme Dream Trio, Eleanor Treb, Enable Maker, Esmeralda Griff, Eli Brodipa, Excellent Ban, Epica Daghi, Ecuador CR, Cebombo Jet e Ubuleo. I favori netti per Cebombo Jet numero 9, insediolo Gennaro Mitrano, ma intanto l'errore di Enable Maker, mentre si avvantaggia subito Esmeralda Griff. Numero 3, Enable Maker, squalificato. Condurre. Mentre per corsie esterne c'è Eubuleo che avanza deciso, si porta a condurre in 200 metri appena abbondanti. E quindi Eubuleo in vantaggio nei confronti di Esmeralda Griff e Libro Dipa. Completamento dei 400 con in vantaggio Eubuleo. Più indietro invece vediamo sia Ecuador CR che Cebombo Jet nelle posizioni di rincalzo a metà gruppo. Se ne vanno intanto i 600 metri iniziali con in vantaggio sempre Eubuleo, 45,3 per i 600 metri. Per corsie esterne ora si sposta in terza ruota Ecuador CR, in quarta addirittura Cebombo Jet che dopo un giro in un minuto piomba su Eubuleo. Anche Ecuador CR cerca di migliorare ma fatica a seguire il ritmo dei primi due, mentre a contatto rimane Esmeralda Griff. Se ne va intanto il chilometro in 1,14,5 con Eubuleo che è in vantaggio. Al suo esterno si impegna Cebombo Jet, a contatto Esmeralda Griff. Cavalli a 500 scarsi dal traguardo, insiste Cebombo Jet nella sua offensiva, Eubuleo ribatte colpo su colpo ma Cebombo dà una nuova bordata a Eubuleo che si difende comunque con coraggio sulla curva conclusiva a 250 dall'arrivo. Esmeralda Griff in terza posizione, mentre Eubuleo ha respinto Cebombo Jet che si ripropone però in addirittura ultimi 100 di gara con Cebombo Jet che alla fine passa, prevale e vince su Eubuleo. Se l'è guadagnata tutta Cebombo Jet nei confronti di Eubuleo. Terzo posto per Esmeralda Griff, al quarto Ecuador CR, poi Extreme Dream Trio. Questo l'arrivo, la vince dunque Gennaro Amitrano di forza su Filippo Gallo e i primi 10 punti sono per Gennaro Amitrano che con Cebombo Jet porta al successo questo allievo di Andrea Vitaliano, di proprietà di Vincenzo Vitaliano. Corsa davvero autorevole quella di Cebombo Jet dopo che Eubuleo in 200 metri era riuscito a sfilare, ma Cebombo oggi, questa sera, era davvero imbattibile.